Ringraziamo l'assessore Amirante e il player manager Paolo Urbani per aver organizzato l'incontro di ieri. Ovviamente Gemona ringrazia il presidente Fedriga, la sua amministrazione, Promoturismo per aver notevolmente contribuito perché tutto ciò accadesse. Il Giro d'Italia, che partirà nella tappa del 30 maggio 2026 da Gemona del Friuli, inorgoglisce il sindaco Revelant, ma valorizza anche i valori di un popolo in quello che sarà il cinquantennale del terremoto del 1976. Ovviamente ci faremo trovare pronti, crediamo che la memoria di quell'evento, tragico evento del 1976 sia ancora viva, sia giusto ricordare le vittime di allora, ricordare quella che è stata la gestione dell'emergenza e della ricostruzione e soprattutto come oggi presentiamo il Friuli ovviamente all'intera nazione ma anche a livello internazionale. Un'occasione enorme per la cittadina friulana per, in un sol colpo, accrescere il valore del progetto Sportland che la pone tra le eccellenze del territorio in materia di sport, sfruttare le ingenti risorse nella viabilità, ma anche per ribadire l'estraneità dello sport a questioni politiche, con i timori e la richiesta di attenzioni maggioritarie sulla questione sicurezza per la presenza al giro di un team israeliano. Ma noi abbiamo avviato anni fa il progetto Sportland che poi si è ulteriormente allargato, ora Gemone è diventato un hub importante delle due ruote con le ciclovie, le principali ciclovie passano di qua e anche la comunità ha capito che questo investimento andava fatto e i risultati li stiamo ottenendo ora. E gli interventi sulla viabilità che ogni volta ovviamente nel passaggio del Giro d'Italia vengono eseguiti garantiscono anche ulteriore sicurezza al territorio e quindi è un investimento anche per il futuro anche in questo caso. A proposito di sicurezza, si parla di misure importanti, straordinarie, anche per quanto riguarda un team israeliano. Voglio augurarmi che non servano perché gli eventi sportivi devono essere eventi che uniscono e non che dividono.